Benvenuti a una nuova puntata per imparare la lingua sarda. Questa puntata si chiama a imparare sul verbo essere perché con questa puntata renessiamo a serrare l'argomento desindicativo del verbo essere e la chiamo a chiamare sul futuro e sul futuro anteriore. Per come posamento chiamo il video sul presente indicativo del verbo essere, sul passato prossimo, sul imperfetto e sul trapassato prossimo. Non vi preoccupate che alla fine di questa puntata però devo ripassare tutto su che nos ammentiamo bene un'altra volta con mente si agene e con mente si narana. Come però abbiamo su futuro e su futuro anteriore e mi devite ascoltare bene questa volta che su futuro il sardo a differenza dell'italiano è un tempo composto. Tanto andiamo diretto a vedere questo futuro del verbo essere. Perché su futuro in generale legata a verbi sardo possiamo che a differenza dell'italiano un verbo composto e poi lo comporre non servono questo elemento che io ando a bornare. Non servono su presente indicativo del verbo aere, che dopo andiamo diretto a vedere, è facile, non vi dovete preoccupare. Pruso non serve sa preposizione a, tanto che renare che dobbiamo sponnere questa litteretta in mezzo, pruso non serve di sinfinio, in questo caso del verbo essere, ma la regola in generale è di usare sul presente indicativo del verbo aere sa preposizione a e poi sul presente sinfinio del verbo che queremo andare a coniugare. Avete compreso che in questa puntata la prima cosa che tocca fare, a parte di comprendere come è composto questo futuro e sardo, è di andare a imparare diretto sul presente indicativo del verbo aere. Lo unammo a bello, che lo conosciamo diretto e poi siamo in grado di agere sul futuro. L'intendimmo come è sempre a bello, poi voi lo potete dirvi per iscritto. Deo apo, tue as, ise at, nois amus, bois ait, issos ant. Lo torniamo a narrare un'altra volta che lo lischimmo bene. Deo apo, tue as, ise at, nois amus, bois ait, issos ant. Come abbiamo imparato sul presente indicativo del verbo aere, Bosamento che abbiamo a dedicare altra spuntata armedas a questo verbo che è uno dei tre ausiliari che si usano in sardo, bosamento che a differenza dell'italiano il sardo veste per il ausiliare depere, abbiamo a dedicare medas puntate a questi altri ausiliari, però come è urgente a imparare questa forma di presente indicativo del verbo aere, che come possiamo andare a fare sul futuro e la che diretto. Sappiamo che la composizione è scusa sul verbo aere, la preposizione a e il sinfinio del verbo essere in questo caso. Deppo, deo, apo, a essere. Tue, as, a essere. Isse, at, a essere. Nois, amus, a essere. Bois, ait, a essere. Issos, ant, a essere. Tanto. Non pare che a volte quando vi sono cose in più possono essere più difficili da comprendere, però a vero non vi chiede nulla, una volta che le schide sul presente indicativo del verbo aere, bosamento da ponere la preposizione a e da ponere sempre su matessi infinito del verbo che dovete coniugare su gioco è bello che è fatto. Abbiamo un esempio con questo futuro del verbo essere che abbiamo imparato come. Deo crasa a essere in viaggio, vedete che la coniugazione è facile e meta. Come è sempre, vedo che abbiamo usato sul futuro semplice, siamo diretto in grado di andare a usare sul futuro anteriore e su gioco è come abbiamo usato esattamente al bordo, a su che abbiamo imparato per come non veste altro che di aggiungere su participio passato istato o istada, posa semminas, e posa plurale istados, istadas. Tanto, vediamo come è questo futuro anteriore. Deo, apo, a essere, istato o istada. Tue, as, a essere, istato o istada.
isse ata essere istadu o istada, noi siamo a essere istados o istadas, voi siete aita essere istados o istadas, isso santa essere istados, istadas. Questa volta pure abbiamo un esempio per comprendere quanto è facile a usare questa coniugazione mancadisiana a tempo composto, e questa volta se per esempio abbiamo usato una persona singolare la prima singolare, come andiamo a usare la prima persona del plurale. Noi abbiamo a essere stados in il ballo. Tanto voi ho promesso di non vi preoccupare, dato che questa puntata serra da tutto sul discorso che abbiamo usato, poi indicativo del verbo essere, in questa puntata abbiamo un pago di ripasso di questo che abbiamo usato per e accomo di questo verbo e lo vediamo a bello. L'indicativo presente, che tante volte l'abbiamo ripetuto, ma lo torniamo a ripetere che questo è un verbo fondamentale per vedere il sardo. Deo so, tu es, isse est, noi semus, voi seis, issos sunt. Sul passato prossimo, lamentate se questo che abbiamo appena now, pruso sul participio passato istado, istada, istados, istadas. Deo so, istado, istada, tu ses, istado, istada, isse est, istado, istada, noi semus, istados, istadas, voi seis istados, istadas, issos sunt istados, istadas. Sono convinta che lo rischider bene questo verbo, però non è malo a lo ripassare. E tanto come noi andiamo per ripassare questo che abbiamo usato in ultima puntata per dare il verbo essere, che è imperfetto e sul trapassato prossimo. Imperfetto, Deo fia, tue fias, isse fiat, noi fiamus, vois fiais, issor fiant. Come commenta l'altra volta, vale ad esempio la regola che abbiamo studiato di aggiungere a questo che abbiamo appena imparato sul participio passato istadu, istada. E vediamo ormai sul trapassato prossimo. Deo via istadu, Deo via istada, tu e via istadu, tu e via istada, isse fiat istadu, isse fiat istada, noi fiamus istados, noi fiamus istadas, voi fiais istados, voi fiais istadas, issos fiant istados, issos fiant istadas. Tanto come andiamo a vero ripassare un metà di cose, però pensate che a questo punto gli scrivete narrare, conoscere e scrivere tutto su indicativo del verbo essere, che è, come te possiamo dire, oltre che essere un ausiliare importante in sardo, è un verbo fondamentale per dare in tutte le lingue, ma noi facciamo di sardo. Io con questa lezione dedicata al verbo essere e con questo ripasso per il buon saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per imparare la lingua sarda.